Un possibile indizio o un depistaggio. Ieri una scritta con vernice rossa è comparsa su un muro che collega la strada di Agrigento a Favara. Viene associato il nome di una persona, Jessica Lattuca. L'autore vuole collegare un volto alla morte della giovane mamma di 27 anni di Favara, scomparsa lo scorso 12 agosto. Il motivo non è assolutamente chiaro. L'accusa potrebbe essere del tutto infondata. Ed anche se su quel muro si legge la parola assassino, la mamma di Jessica, Giuseppina Caramanno, non si rassegna. Spera che sua figlia sia viva. Io non ti conosco, Lillo. Se vai tu a Jessica, Lillo, per favore, fammelo sapere, anche fammi una telefonata, perché non sei il tipo da ammazzare. Siete delle brave persone, io conosco tuo fratello Paolo. Paolo è una persona squisita e lo posso giurare davanti a Dio, è una persona bravissima. Lo dicono tutte Favara. Questa persona per scrivere queste cose ha voluto dare un messaggio alla famiglia, all'autorità e anche ai giornalisti. E spero di trovarla viva mia figlia. Questo è il nuovo disperato appello di una mamma che si aggrappa a ogni ipotesi. Ieri Giuseppina Caramanno ha ricevuto una telefonata anonima che la informava della scritta su sua figlia comparsa in zona Crocca. Poi la mamma, cercando di dare e darsi una spiegazione, aggiunge una diceria. Il giorno della scomparsa l'aveva Ninì sopra il motorino che non so dove la stava portando.